dei Dream, anticipazione episodio 115, la festa di matrimonio di Emirè e Leila. Jeanne sta correndo lungo il molo e ripensa alle parole di Sanem su Ijit. Chiama un suo amico e gli chiede di scoprire qualcosa in più su quella casa editrice in America e sul suo rapporto con l'azienda di Ijit. Sanem intanto va sulla scogliera. Leila la chiama e le racconta del signor Aziz, ma Sanem le dice di non sapere nulla in merito. Poi, chiusa la telefonata, arriva Jeanne. Lui le chiede cosa stia facendo lì, se stia piangendo. Lei dice di non riuscire a scrivere, di sentirsi sola e strana. Osman e Jan se ne sono andati, tutti stanno partendo. Jeanne la rincuora e le dice che c'è lui lì con lei. Poi Sanem gli chiede del padre e Jeanne conferma la sua malattia. Lei è dispiaciuta perché Jeanne non si è mai confidato con lei e gli chiede di non nasconderle più nulla. Gégé riesce a raggiungere Jan per salutarla, anche se lei voleva che nessuno sapesse della sua partenza. Poi le chiede cosa accadrebbe se le chiedesse di non andarsene. A Jan le dice che non riesce più a riconoscersi e che ha bisogno di ritrovare se stessa prima di arrivare a lui. Arriva l'autobus, Gégé le chiede se tornerà e Ayan gli risponde che lui è il suo destino. Gégé le dà l'indirizzo del suo villaggio e le dice di cercarlo lì, anche lei è il suo destino. Intanto a casa di Ivit la convivenza tra Yuma e Leila non è delle più felici. Quello è il giorno del matrimonio e Leila dice alla suocera di essere un po' nervosa. La ragazza non ha un abito da sposa e Yuma vorrebbe andare con gli sposi a sceglierlo, ma Jeanne la ferma, dà alla madre delle chiavi e le dice che sono quelle di un bel posto in cui la invita a trasferirsi. Emirè e Leila sono una giovane coppia e non hanno ancora trovato una casa, hanno bisogno di vivere la loro vita da soli e anche lui e Sanem andranno alla ricerca di un nuovo posto per loro. Anche Sanem si reca a lavorare a casa di Ivit perché non riesce a scrivere e spera di trovare l'ispirazione, ma vicino a Jeanne le cose non vanno meglio. Intanto Yuma li osserva scocciata dall'interno della casa e tira un sospiro di sollievo quando giungono Deren, Gégé e Ijit, invitato da Jeren per prepararsi tutti lì. Ijit ha regalato un libro a Sanem, ma lei gli dice che forse quello non è il momento giusto per scrivere. Lui però non vuole che lei perda questa occasione giunta dall'America. Iniziano i preparativi per il matrimonio. Jeanne è in camera sua e arriva Sanem che ha bisogno del suo aiuto per tirare sulla cerniera del suo abito. Jeanne le chiede cosa accadrebbe se lui non lo facesse, mostrandole apertamente di desiderarla. Sanem è in imbarazzo ma gli sorride felice. Poco dopo, Jeanne, mentre raccoglie gli oggetti di Sanem, si accorge che Ijit le ha scritto una dedica sulla prima pagina del libro che le ha regalato. Le dice che benché si siano conosciuti per un incidente, lei è la sua musa ispiratrice e che lui ci sarà sempre per lei ogni volta che ne avrà bisogno. Jeanne dunque comincia a stare allerta più di prima e durante il matrimonio Sanem, che avverte la sua attenzione, gli sta vicino. Tutti sono pronti, arrivano Leila e Emirè bellissimi nei loro abiti raggianti d'amore. Si aprono le danze e Deren invita Ijit a ballare. Jeanne dice a Sanem della dedica di Ijit e le chiede se davvero non si è accorta delle vere intenzioni dell'uomo, del suo interesse verso di lei. Sanem gli dice che quella dedica non significa nulla, il suo capo non ha secondi fini, Ijit la sta solo aiutando ed è interessato al suo libro e non è come pensa lui. A un certo punto Leila annuncia al microfono che ha scelto la canzone ballata dai genitori molti anni prima, li invita a ballare e lo fanno anche gli altri invitati, ma sbagliano a inserire CD e alla fine tutti si scatenano in una danza e anche Yuma si lascia coinvolgere. Durante la festa Jeanne viene a sapere dall'amico al quale aveva chiesto di riperire informazioni che Ijit non ha nessun accordo con aziende americane. Jeanne decide allora di affrontare Ijit e lo accusa di star mentendo a Sanem, ma il ragazzo mostra di aver ricevuto un'email con il contratto in questione e lo invita a dargli un'occhiata. Intanto gli Edin salutano Leila dicendo che le porte di casa saranno sempre aperte per lei. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!